Assessore, un accordo per tutelare l'artigianato artistico veneziano, vetro, merletto, maschere. Tutte le parti sono d'accordo, manca però un soggetto importante di cui oggi si è parlato, le forze dell'ordine. Sì, ma questa è un'azione che faremo in un secondo momento, anche perché non possiamo prescindere dalla loro presenza, che è determinante per i controlli, anche per la repressione, e quindi sono soggetti che fanno parte già integrante nella volontà di tutti i sottoscrittori di oggi del protocollo, perché si possa fare qualcosa sicuramente di più concreto e più completo. Ecco, tra l'altro però da domani possiamo avere ispettori tra le bancarelle, tra i negozi di Venezia, che vendono vetro, merletti, maschere. Sì, io credo che devono essere tutti gli ispettori in giro per Venezia, ma credo che ci debba essere veramente un momento repressivo, perché stiamo tutelando la cultura, l'economia, la socialità, perché ovviamente anche il fatto che ci siano dei soggetti che producono altissima qualità nel mondo e altri che invece importano facendo contraffazione prodotti che non hanno nessun tipo di valenza né culturale né artistica, significa mettere in crisi un sistema economico, e credo che in questo momento ci debba essere un grande senso di responsabilità da parte di chi fa questo tipo di azioni, ma anche una forte volontà da parte nostra di reprimere quello che non funziona. Perfetto. È stato difficile raggiungere questo accordo? No, non è stato difficile perché c'era una volontà comune, molto trasparente, molto evidente, la voglia di intervenire in un settore particolarmente importante per l'economia del Veneto e di Venezia, e quindi non ci sono grosse problematiche. Ovviamente l'unico tema che è evidente è il fatto che bisogna inserire molte risorse all'interno di questo tipo di iniziativa, perché per valorizzare questo tipo di prodotto e anche per fare politiche di repressione ci vogliono risorse in un momento di crisi come questo, però io penso che ne valga la pena proprio perché si parla di economia, socialità e anche cultura.